Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Vediamo subito il sommario di oggi. Fermato il presunto aggressore del turista polacco ridotto in fin di vita in pieno centro a Catania. Si tratta di un extracomunitario irregolare privo di documenti, identificato grazie ai filmati di videosorveglianza della zona. Restano gravi le condizioni dell'uomo ricoverato in ospedale. Avrebbero dichiarato una falsa crisi aziendale per raggirare l'INPS e ottenere indebiti crediti contributivi. Sequestro da 1.400.000 euro a 2 imprenditori attivi nel settore dei supermercati nel Palermitano. Al cimitero dei Rotoli di Palermo si va verso la fine dell'emergenza, cominciata la dismissione delle tensostrutture utilizzate per ospitare per anni centinaia di bare insepolte. Calcio, vittoria inutile sul campo del Brindisi per il Catania. I rossazzurri si impongono per 2-1 ribaltando nel finale il punteggio con gol di Litteri e Palermo, ma sono fuori dalla corsa per lo scudetto dilettanti. L'Orizzonte Catania è campione d'Italia di pallanuoto femminile per la 23esima volta. Le ragazze allenate da Martina Miceli hanno trionfato imponendosi ennesima in gara 4 delle finali scudetto contro la SIS Roma, battuta per 8-6. Fermato il presunto aggressore del turista polacco in centro storico. Si tratta di un extracomunitario irregolare accusato di rapina e lesioni. Ancora critiche le condizioni dell'uomo ricoverato all'ospedale Garibaldi di centro. Natale Bruno. Di lui si sa solo che è un extracomunitario irregolare. Per il resto non si conosce la sua identità in quanto sprovvisto di documenti né la nazionalità. Adesso è in stato di fermo di polizia giudiziaria e in carcere con l'accusa di furto con strappo e lesioni gravi, ma la sua posizione processuale potrebbe aggravarsi con il trascorrere delle ore. È lui che ha strattonato il turista polacco tra la via Neve e via Peniniello la notte tra venerdì e sabato scorsi nella zona di piazza Stesicoro. Agenti della Mobile, dopo aver visionato decine di filmati di telecamere di sicurezza della zona, sono riusciti a identificare l'aggressore. Agli atti dell'inchiesta vi è pure il video che ritrae le fasi dell'aggressione. Si vede un extracomunitario che si avvicina al turista, gli strappa di mano l'iPhone e contemporaneamente lo spinge violentemente per terra. L'uomo cade e batte la testa sul marciapiede. L'extracomunitario ha riferito agli investigatori della polizia di non avere documenti. Domani dovrà sostenere l'udienza di convalida dinanzi al GIP che deciderà sulla richiesta di misura cautelare del PM Assunta Musella. Restano intanto critiche le condizioni di salute del turista polacco in rianimazione al Garibaldi Centro di Catania. Il paziente è ancora un paziente critico, in prognosi riservata, in coma farmacologico, e quindi non ci sono ulteriori complicanze, ma è chiaro che è necessario ancora del tempo per ulteriori valutazioni. Accanto al paziente la giovane moglie giunta dalla Polonia a Catania già all'indomani della tragica rapina. E anche lei è una ragazza, quindi è molto preoccupata ed è entrata in uno stato chiaramente di preoccupazione, insomma. Non era qui col marito, il marito era in vacanza da solo con amici? Il marito era solo qui con amici e lei è venuta urgentemente dalla Polonia, è venuta qua da noi in Italia. Sulla vicenda sin da subito c'è stato un frequente interessamento da parte del consolato polacco. Ieri in prefettura il prefetto Maria Carmena Librizia ha coordinato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per affrontare la delicata questione della sicurezza nel centro storico e nei luoghi della movida, nei quali troppo spesso si verificano atti di violenza gratuiti ad opera di immigrati. E rimaniamo in tema sicurezza. I carabinieri di Catania hanno intensificato i controlli in tutta la città. Questa mattina ha presidiato il quartiere di San Cristoforo. Vediamo. 25 unità dei carabinieri, tra cui 2 cinofile, hanno presidiato il quartiere catanese di San Cristoforo nell'ambito della prevenzione generale dei reati e del contrasto dell'illegalità diffusa. In centro come nelle periferie gli uomini dell'Arma hanno intensificato i controlli anche alla luce degli ultimi episodi di criminalità avvenuti nel capoluogo etneo. Il più grave, l'aggressione ad un turista polacco per rubargli il telefono cellulare. Si tratta di un'attività di tipo preventivo con la collaborazione delle squadre della CIO del Reggimento Carabinieri Sicilia per il monitoraggio delle arterie principali, per il controllo della circolazione stradale, ma anche con le unità cinofile antidroga per il contrasto al spaccio di stupefacenti. I controlli sono stati intensificati in tutta la città, dal centro alle periferie, soprattutto nei quartieri con un alto indice di criminalità. L'Arma dei Carabinieri continua a presidiare i luoghi di movida
i quartieri della città ad alto indice di criminalità, anche con la predisposizione di servizi di controllo del territorio ad alto impatto, così come quello organizzato nella mattinata odierna. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, nel fine settimana si concentreranno nelle vie della Movida. 2 avvisi di conclusione indagini e l'archivazione per 10 indagati e responsabili della società Italgas. Sono queste le richieste del procuratore capo reggente di Agrigento Salvatore Vella per la strage di Ravanusa, in cui l'11 dicembre del 2021 persero la vita 9 persone. Per i giudici l'esplosione sarebbe avvenuta a causa delle gravi carenze nel processo di posa in opera e saldatura del tratto di tubazione del gas. Sotto accusa il responsabile della ditta incaricata dalla Sicilia Gas e il direttore tecnico della società, che operarono alla fine degli anni 80. Nei confronti dei 2 vengono ipotizzati i reati di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro. Un falso stato di crisi per ridurre l'orario di lavoro di 60 dipendenti e ottenere contributi statali non dovuti. Scatta la denuncia per 2 imprenditori che gestiscono una catena di supermercati già sotto sequestro a Palermo e provincia. L'indebita compensazione d'imposta ammonterebbe a 1.400.000 euro. Maglio Viola. Avrebbero dichiarato un falso stato di crisi aziendale per applicare un altrettanto falso contratto di solidarietà a circa 60 dipendenti l'anno. Per questo sono adesso accusati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita compensazione di imposta. Nel mirino della Guardia di Finanza 2 fratelli imprenditori, si tratta di Carmelo e Maurizio Lucchese di 57 e 48 anni. I 2 dal 2016 al 2020 sono stati, secondo gli accertamenti dei Baschi Verdi, rispettivamente amministratore di fatto e rappresentante legale proprio della Gamap Group, che gestisce 13 punti supermercati in provincia di Palermo. Per loro è scattato anche il sequestro preventivo per equivalente per un importo di 1.400.000 euro. Le indagini condotte dagli investigatori del nucleo di polizia economica finanziaria di Palermo si sono concentrate sulla società di gestione di supermercati e sulle presunte irregolarità contributive messe in atto nell'applicazione del contratto di solidarietà. Lo strumento di integrazione salariale è finalizzato a tutelare l'occupazione attraverso una diminuzione dell'orario di lavoro, a fronte del quale il dipendente riceve un contributo anticipato dal datore di lavoro, che lo può poi successivamente recuperare sotto forma di credito contributivo. Secondo l'accusa, nel quinquennio 2016-2020 gli amministratori della società avrebbero dichiarato all'INPS un falso stato di crisi aziendale, nonché la riduzione dell'orario di lavoro per i 60 dipendenti ogni anno, i quali in realtà avrebbero lavorato di più rispetto a quanto formalmente pattuito nel contratto di solidarietà. Attraverso questa presunta truffa, la società avrebbe ottenuto un credito contributivo quantificato in 1.400.000 euro, successivamente utilizzato dalla stessa società per compensare contributi previdenziali dovuti e abbattere le imposte. Lo scorso anno il patrimonio dell'imprenditore Carmelo Lucchese, per un valore di 150 milioni di euro, era stato confiscato su richiesta della direzione distrettuale antimafia della Procura. Il decreto era stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. Gli esercizi commerciali sono infatti adesso gestiti da un amministratore giudiziario. Avrebbero fatto fallire la società basket La Cittadella SRL, che gestiva il Pala Acer di Priolo Gargallo, e l'accusa a carico di 7 persone indagate dalla Guardia di Finanza di Siracusa per bancarotta fraudolenta. Eseguito un sequestro preventivo di circa 600.000 euro. Francesco Aloi. Portare al fallimento la società basket La Cittadella SRL, che gestiva il Palacer di Priolo Gargallo. Sarebbe stato questo l'obiettivo di 7 soggetti, oggi indagati per il reato di bancarotta fraudolenta. I finanzieri del comando provinciale di Siracusa hanno sequestrato preventivamente 600.000 euro. L'attività di indagine è nata su input della Procura della Repubblica di Siracusa ed ha consentito di ricostruire diversi atti distrattivi posti in essere dai soggetti indagati, che in ultima analisi erano finalizzati al depauperamento del patrimonio della società. Così facendo, quest'ultima, gravata da ingenti debiti, non era in grado di far fronte al pagamento degli stessi e veniva dichiarata fallita nell'ottobre del 2020. Secondo chi indaga, il socio di maggioranza, Santo Coppa, gestiva tutto con fini personali. Dalle società che usavano i campi non avrebbe ricevuto niente. Così la Trogilos avrebbe risparmiato più di 400.000 euro. Gratis anche l'uso della foresteria concesso ad un'altra società. Sarebbe stato sempre il socio di maggioranza ad amministrare i soggetti giuridici delle associazioni. Dalla società che gestiva il palazzetto, oggi in totale abbandono, Coppa avrebbe prelevato oltre 100.000 euro, facendo aggravare la situazione dell'ente.
Via libera della Camera al decreto sul ponte sullo Stretto. Approvato l'ordine del giorno che prevede il coinvolgimento dei comuni di Messina e Villa San Giovanni. Il sindaco Basile, un elemento di sviluppo che dipende anche da noi. Sentiamo. Dopo la fiducia, ieri la Camera ha dato il via libera al decreto sul ponte dello Stretto di Messina. La votazione finale ha visto 183 favorevoli, 93 contrari e un astenuto. Adesso il decreto legge alla strada spianata verso Palazzo Madama, un passo in avanti nell'iter per la realizzazione dell'opera che da 30 anni ha fatto discutere diviso fra favorevoli e contrari al ponte. Ieri, durante i lavori parlamentari, è arrivata anche una novità con l'approvazione dell'ordine del giorno che coinvolge direttamente Messina e Villa San Giovanni nelle fasi di progettazione dell'infrastruttura. Il governo si impegna a valorizzare, si legge nella nota, il ruolo dei due comuni interessati per garantire la rappresentanza diretta dei cittadini nel percorso di realizzazione del ponte. I propositi vanno in questa direzione. È cauto il sindaco di Messina, Federico Basile, al microfono di Francesco Triolo. La città aspetta di capire quali strumenti di programmazione dovrà modificare, perché nel frattempo noi siamo andati avanti, abbiamo programmato, abbiamo reperito risorse, abbiamo immaginato una città che con il ponte cambierà, quindi dare la nostra voce è ancora più importante perché, ripeto, il tessuto della nostra città, di quella di Villa San Giovanni, passa dal ponte che non è infrastruttura ma è elemento collegato a una visione di sviluppo che dipende da noi. La nuova progettazione prevede anche la stipula di una convenzione con la società Stretto di Messina SpA quando saranno ripristinati gli organismi societari e la nuova governance che vede come soggetti maggioritari i ministeri dell'economia e dei trasporti. E non ci stanno gli ambientalisti con il WWF che ribadisce dopo il voto di Montecitorio i dubbi sui forti impatti economici e ambientali del ponte sullo Stretto. Furto nel plesso di scuola elementare Padre Puglisi nel quartiere Sperone a Palermo. I ladri hanno aggirato il sistema di videosorveglianza e hanno portato via dispositivi tecnologici e informativi e messo a soqquadro aule, armadietti, materiale didattico. Su una cattedra è stata lasciata una bottiglietta usata per fumare crack. E rimaniamo a Palermo, rimosse dal cimitero dei Rotoli le tensostrutture che ospitavano da anni centinaia di bare. L'assurda vicenda delle salme insepolte sembra arrivata a una soluzione. Marco Gullà. Le immagini che state vedendo sono finalmente uno sbiadito, ma comunque doloroso ricordo di una delle emergenze più gravi di Palermo degli ultimi anni. Al cimitero dei Rotoli la situazione oggi è questa. Le tensostrutture che per almeno 3 anni hanno ospitato migliaia di bare accatastate e in attesa di tumulazione o sepoltura, da oggi non ci sono più. Gli operai della Reset questa mattina hanno iniziato le operazioni di smontaggio delle tende che in questi anni sono stato simbolo di degrado e inefficienza. Questi tendoni per anni sono state accatastate quasi 1000 bare. Dentro quelle bare c'erano nostri concittadini che finalmente hanno trovato degna sepoltura. Oggi chiudiamo una delle pagine più buie di questa città, una pagina di vergogna e di dolore. Numeri di un'emergenza ormai ai titoli di coda. Le bare sono meno di 300, ne abbiamo dai depositi tumulate più di 1000, abbiamo garantito dall'estate scorsa ad ora il seppellimento e le inumazioni ordinarie. Entro qualche settimana ci lasceremo definitivamente alle spalle l'emergenza cimiteriale. Interviene anche il sindaco Roberto Lagalla che in una nota mostra la sua soddisfazione per aver rimosso il simbolo più doloroso dell'emergenza sepolture che ha investito la città per anni. Per Lagalla la dismissione dei tendoni è un passo avanti importante e significativo da parte di un'amministrazione che in meno di un anno sta viaggiando spedita verso il superamento dell'emergenza. Una breve pausa, tra poco lo sport, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio. Il Catania chiude la sua stagione vincendo a Brindisi per 2-1 nella seconda giornata della Pool Scudetto. I rossazzurri faticano e vanno in svantaggio prima di trovare nel finale la reazione con i gol di Litteri e Palermo. Il successo però non basta a tenere in corsa per la qualificazione la squadra di Ferraro. Angelo Gaiano.
Serviva una vittoria per continuare a sperare. La vittoria è arrivata, ma la speranza del Catania di proseguire il cammino nella pool scudetto si è fermata a Brindisi. La sconfitta interna contro il Sorrento taglia fuori i rossoazzurri dalla corsa per lo scudetto di Serie D. Gara condizionata dalle assenze, in difesa soprattutto. Senza Somma infortunato, Lorenzini squalificato, le scelte di Ferraro sono state obbligate ed hanno dettato anche l'atteggiamento in campo della sua squadra. Linea difensiva bloccata per non prestare il fianco agli attaccanti pugliesi. Il Catania ha sofferto per quasi tutta la gara la dinamicità offensiva del Brindisi, che ha messo a dura prova la reattività di Beters, oggi migliore in campo. Se i rossoazzurri sono rimasti in partita e poi hanno vinto, lo devono al giovane portiere Lettone. Almeno 7-8 gli interventi salva risultato, 4 solo nel primo tempo sulle conclusioni di Opoola, Malaccari e Fellega. Anche a Brindisi, nonostante il buon inizio, il Catania vede poco la porta avversaria. Quando arriva al tiro lo fa solo dalla distanza con Sarao, che ha anche una buona occasione di testa ma manda alto. Si va a riposo sullo 0-0. Fatta eccezione per un'incursione di Vitale con tiro di poco fuori, nella ripresa il copione non cambia, con Beters sempre in prima linea. Nulla però può sulla conclusione di Fellega, lasciato solo appena dentro l'area di rigore. Sotto di un gol il Catania si scuote e in pochi minuti rimette in equilibrio il match con il primo gol stagionale di Litteri, che risponde presente ad un assist perfetto di Palermo. La scossa, oltre che nervosa, è anche tattica. Gli innesti di Pedicone e Russotto e la doppia punta danno brillantezza e lucidità all'azione rossazzurra, che in pieno recupero, dopo aver traballato ancora in difesa, trova il gol vittoria con Palermo servito alla perfezione da Russotto. Finisce 2-1 per il Catania, ma la vittoria, come detto, non basta per proseguire l'avventura pool scudetto. Da domani, a bocce ferme, si potrà finalmente programmare la prossima stagione. L'Orizzonte Catania è campione d'Italia di pallanuoto femminile per la 23esima volta. Le ragazze allenate da Martina Miceli hanno trionfato imponendosi ennesima in gara 4 delle finali scudetto contro la SIS Roma, battuta per 8-6 a conclusione di una partita tiratissima giocata punto a punto. La Coppa dello Scudetto è nelle mani solide di Aurora Condorelli, autore di una prestazione superlativa che consente all'Orizzonte Catania di vincere il 23esimo scudetto. Era una partita importantissima, decisiva a gara 4 contro un avversario Maidomo SIS Roma, che fino all'ultimo ha reso la partita difficile alla formazione di Martina Miceli. Prima frazione equilibrata, seconda frazione equilibrata, terza frazione in cui l'Orizzonte fa lo strappo decisivo, quarta frazione, la vittoria con un 8-6 finale che praticamente rende giustizia a queste ragazze che festeggiano. Martina, sono lacrime di gioia che si confondono con l'acqua. Assolutamente, troppo felici poi di fronte a tutto questo pubblico, non potevamo fare diversamente. Per loro Catania è la capitale della pallanuoto femminile. Penso che era una cosa che forse abbiamo desiderato talmente tanto che non siamo neanche riuscite a pensarla così bella. Grazie Catania, è stato bellissimo. Hai fatto anche un gol straordinario, forse uno dei più belli della tua carriera, o sbaglio? Sicuramente il più complicato. Ma sai che nell'ultima frazione non hai subito gol, avete fatto una difesa ferrea e tu le hai prese praticamente tutte? Sì, mancavano 8 minuti, stavamo pari, in 8 minuti abbiamo detto dobbiamo chiudere la porta e basta. La partita deve essere nostra, con tutto questo pubblico a casa nostra non basta nessuno. E per stasera dal nostro TG è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.